Le lingue minoritarie possono avere un ruolo importante nelle relazioni ufficiali e nella pubblica amministrazione. È stato ribadito a Udine in un confronto promosso dall'Arlef che ha riguardato il friulano, il catalano e il sardo. Quante lingue può permettersi una democrazia? Catalani, sardi e friulani a confronto. In un'epoca in cui determinate lingue occupano più spazio, ce ne sono altre che se lo vedono ridurre, un po' anche per la burocrazia, un po' anche perché ci sono minacce come la digitalizzazione. Assolutamente sì, la digitalizzazione può essere una minaccia anche per le lingue più blasonate, quindi in realtà il friulano potrebbe avere una sorte diametralmente opposta, molto probabilmente per il fatto di interpretare una identità, una capacità di poter tradurre l'ambiente in lingua che è innata anche nella sentimentalità umana, quindi noi viviamo il nostro ambiente anche attraverso la nostra lingua e credo che quindi in una epoca dominata da una comunicazione globale dove alle volte ci si esprime anche per geroglifici, la lingua locale abbia degli enormi spazi per poter essere utilizzata anche nella parte più ufficiale, quindi nelle pubbliche amministrazioni. Abbiamo fatto diversi progetti in questo senso anche con la Slovenia, i più recenti Slovenia, Croazia, ma soprattutto la possibilità di avere degli strumenti certi. Mi riferisco alla certificazione linguistica che viene data dalla Università di Udine e appunto questa possibilità di poter essere utilizzati nel massimo della ufficialità e che credo che sia quello che anche lo Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia indichi. Importante il confronto con altre realtà anche per capire, per trovare nuovi strumenti per tutelare queste lingue. Sì, la tutela della lingua va di pari passo però con una sentimentalità generale che deve essere alimentata. Ci sono dei segnali molto positivi in questo senso anche per quanto riguarda le nuove generazioni, però l'importante è che ci sia un supporto, una base che possa dare a queste sentimentalità delle nuove generazioni la possibilità di potersi esprimere, come dico, in lingua locale, perché la lingua locale traduce l'ambiente in espressività e quindi questa viene fortemente sentita nelle generazioni magari meno giovani come la mia, ma sicuramente nelle generazioni più giovani che cercano una identità propria, la possibilità di potersi esprimere soprattutto per quanto riguarda un territorio così ricco, così fondamentalmente immerso in una Mitteleuropa che ha una sua storia millenaria. Queste occasioni sono interessanti perché si mettono a confronto realtà diverse, oggi quella del Friuli, della Catalogna, della Sardegna, che hanno tante cose in comune ma anche tante differenze perché magari ci sono storie diverse, esperienze diverse. Sicuramente diciamo, il mondo ha svoltato negli ultimi anni verso una situazione di tensione che è diventata anche militare, no? E noi che abbiamo conosciuto sempre la pace vediamo i conflitti che si avvicinano sempre di più ai nostri confini e forse un ruolo delle autonomie, no? Comunque delle isole culturali europee, isole in senso stretto oppure isole in senso linguistico, può essere proprio quello di cercare di capire come si può fare per uscire da queste tensioni, perché siamo abituati a mediare, a negoziare, a resistere, a essere resilienti, insomma la risposta non può essere solo quella militare ai conflitti, anche se dobbiamo metterci problemi seri che sono problemi di difesa, che sono problemi di affermazione anche delle nostre società, perché è vero che è giusto spendere in ospedali, in scuole, in lingue, però poi queste cose vanno anche difese.